Ci siamo trovati qui, in questa città incantata e unica. Abbiamo visto il sole sbucare quando meno ce l'aspettavamo. Abbiamo sentito la brezza sul viso. Ci siamo fatti avvolgere dall'atmosfera marinara della città. Abbiamo passato una giornata insieme, diversa dal solito. Chioggia, una giornata tra amici. Siamo partiti da qui. Il mercato del pesce cittadino è tappa irrinunciabile per chiunque voglia conoscere l'anima di Chioggia. È uno dei pesci più belli, visto appunto il colore che hanno, le striature, sono fantastici. Già tagliato. Che bellezza. Scarpa scrisse Venezia è un pesce. Molti altri dicono che Chioggia sia una grande lisca. La città profuma di mare in ogni suo scorcio, angolo e anfratto. Vi raccontiamo un po' di noi. Ci siamo conosciuti grazie a Instagram e abbiamo subito fatto amicizia. Ci piace ridere, scherzare, farci incantare dai paesaggi veneti. E mangiare. Quanto ci piace mangiare! Polpette, saor, cicchetti e prosecco. Ecco, vi raccomando di fare una bella passeggiata lungo il corso, andare per la Riva Vena, arrivando a Vigo, se dite di andare da Vigo a Santa Maria, con teme la vostra, che la mia si finia. Passeggiando tra calli e campielli si possono fare incontri inaspettati. Passando per Ponte Zitelle abbiamo trovato Roberto Carisi, all'opera nel suo cantiere all'aperto. Questa qua sarebbe una bibarasera. Peschereccio, sì. Bibarasera. Ah, bibarasera, bisogna tradurre, vongole, vongole e veraci. Il tubo soffiante, va in acqua, la tirano, dopo il tamiso, vedi, c'è il tamiso là. Quindi che è più basso, come stile di barca, ed è meno paffuto del bragosso davanti al mare, vedi che è diverso. Ecco. Il timone vedi che è diverso, se è più corto per andare sulle secche, perché se vai su quella sulla secca lo rompi, si incastra. Se è più lungo, la spina è squadra. Questo se è più largo, più governabile sulle basse maree. Dopo c'è tutti i trucchi che c'è il pescatore. Esatto. Dopo che c'è quello col masterin, che si apre il masterin, che non vedo perché va, uno lo dà via, e c'è un palettino con una bacinella, si apriva. Lui quando c'è in laguna, se c'è il mondo del vento, io mi prima di acqua e bilanciava la barca. Secondo quanto vento, perché c'era per lo stretto quella barca secca così, bilanciava la barca. Quindi la bacinella? Sì, il masterino c'aveva, il masterino. Pensati. Un vero appassionato della sua città è Fabio Casson, che non perde un attimo per farci conoscere curiosità e aneddoti su questo borgo.
era completamente invaso da piante selvatiche, non c'era niente, non c'erano questi percorsi, non c'erano queste opere d'arte che sono realizzate da quel signore che è là dietro, il signor Antonello. Io vi invito a scoprirlo, andare a farvi un giretto perché veramente è eccezionale. Questo è il leone che fa di stemma la nostra città. È un leone rosso sul campo d'argento. Clodio, insieme a Antenore e Aquilio, scappati da Troia, appunto perché erano combattenti troiani, arrivarono in Alto Adriatico. Si divisero, appunto, uno fondò Chioggia, Clodio, Antenore fondò Padova e Aquilio fondò Aquileia. E appunto Clodio, quando arrivò qui, volle portarsi qualcosa della sua città e si dice che questo non sia altro che lo stemma della città di Troia. Scriveva Giovanni Comisso: tenebrosa e solare, drammatica e felice, passionale e serena, come le grandi tele dei maggiori pittori della scuola veneta, che sembra abbiano tinto qui le loro ispirazioni. Concludiamo la passeggiata con l'incantevole vista del Ponte Vigo e della laguna, romantico balcone dove le acque placide sembrano sospese nel tempo.